Abbiamo già descritto buona parte delle strutture militari austriache e veneziane su destra Adige. Adesso siamo spostati verso l'est della città e su tutta la cinta bastionata che dalle colline scende fino all'Adige e costituendo tutto il bastione per la maggior parte veneziano e a tratti scaligero che circonda tutta la parte est e sud-est di Verona. Tutto il complesso che visiteremo ha come tracce di storia una parte scaligera che sarà il muro che circonda appunto Verona fino all'Adige, una parte bastionata con terrapieni che riguarda in particolare il periodo veneziano, ma poi rivisitati e riammodernati nel periodo austriaco. Quindi parliamo di un'epoca che parte tra il 1321-25 per la parte scaligera, nel 1500 la prima metà per la parte veneziana e la prima metà dell'Ottocento per la parte austriaca. Siamo esattamente sopra il bastione delle Maddalene. Il bastione è il primo esempio di bastione poligonale costruito nel 1527. È un po' una rivoluzione nel modo di guerreggiare delle artiglierie perché prima, tra il 20 e il 27 del 500, si costruivano torrioni o rondelle praticamente circolari. Questo invece è poligonale, ha due grandi facciate di circa 47 metri e due fianchi che spazzolano il fossato verso nord e il fossato verso sud di circa 20 metri di ampiezza. Ospitava 4 cannoniere in direzione sud, 4 cannoniere in direzione nord, 2 appunto in casamatta, 2 all'aperto. Verrà rivisitato completamente dagli austriaci che ricavano delle casamatte anche nella parte che era allo scoperto. A progettare è un certo Pier Francesco da Viterbo, il quale è agli ordini di Francesco Maria della Rovere. Siamo intorno al 1526-27 e viene descritto come qualcosa di meravigliosamente moderno al tempo. L'idea di questo bastione a sbalzo è legata proprio al fatto di poter controllare i fianchi dei fossati in modo che il nemico, nel caso avesse avuto l'idea di invadere il fossato e poi scalare le mura, si trovava sui fianchi l'artiglieria. La prima traccia muraria e la più antica è quella degli Scaligeri, perché le prime strutture sono di Alberto della Scala, siamo intorno al 1287-89. Il muro, molto semplice, alto una decina di metri, con uno spessore che va dal 1,80 m al metro, verrà poi risistemato dagli austriaci che gli fanno un rincalzo al piede, di modo tale che venga ad essere molto più robusto di quanto non fosse stato concepito. Aveva una porta che si apriva leggermente più ad Adige di quella che attualmente è Porta Vittoria, che è stata completamente annullata nel muro che verrà costruito dagli austriaci verso lo sperone che c'è in Adige, che sarà completato da Antonio della Scala in quanto veniva a sostenere la catena che sbarrava il traffico fluviale. In questo contesto sono stati inseriti anche delle fortificazioni austriache come la batteria Pellegrini e che serviva di controllo del fossato che ahimè non è più leggibile perché in quel tratto è stato completamente interrato. Mentre sarà leggibile nel tratto del bastione di Campomarzo, una gigantesca struttura veneziana al momento completamente abbandonata e non ancora restaurata, la quale controllava di infilata verso Portavescovo, verso nord, oppure verso l'Adige nella parte ovest della bastionatura. Anche lì ci sono interventi austriaci di fortificazioni con una caponiera e con un giro di orecchione che mancava nell'epoca veneziana, ne avevano costruito uno solo. Alle mie spalle il grandioso complesso del panificio gallettificio militare di Santa Marta, un'opera al tempo quasi fantascientifica. Doveva curare il vetovagliamento di tutto l'esercito che si muoveva sul quadrilatero, parliamo intorno a 115.000 presenze. È stata in servizio dal 1864-65 con un ciclo di continua produzione formato da 12 forni. Era collegato al binario ferroviario che attraversava la via Torbido e finiva a Portavescovo e quindi permetteva un traffico molto sciolto per quel che riguarda appunto le sementi in ingresso o il pane e le gallette in uscita. È stato restituito un paio di anni fa
per così dire, alla popolazione, ripulito e messo praticamente in condizioni di essere agibile in tutte le sue parti. Attualmente è in mano all'Università di Verona e c'è la biblioteca e tutti i servizi per studenti con aule per i convegni, congressi e per studio. Prima di entrare all'interno del Bastione delle Maddalene ci soffermiamo un attimo per dei particolari costruttivi che sono di una estrema raffinatezza. Dappertutto c'è questo gioco del doppio arco in modo tale da scaricare al meglio gli eventuali colpi dell'artiglieria nemica. Entriamo nella struttura ed ecco questo grande stanzone voltato con tutta la parte in cotto che è riconducibile al periodo veneziano e la parte in calcare giallastro, quello che è il tufo delle colline, che è sicuramente di epoca austriaca. Che il grosso problema del tempo era lo smaltimento dei fumi. Allora l'accorgimento austriaco è stato quello di toccare il soffitto e creare una serie di salti di quota tali che permettessero intanto di avere un tiraggio tipo camino, poi soprattutto hanno aperto letteralmente la volta della cannoniera costruendo un passaggio tale che permettesse ai fumi di uscire da una finestra superiore. Sulla volta della cannoniera c'è un grosso anello in ferro che serviva a posizionare con carrucole l'affusto del cannone che veniva poi ancorato nella parte bassa della feritoia. Approfittiamo di questo splendido plastico in legno realizzato dalla scuola Lani alcuni anni fa. Si legge molto bene tutto il complesso di difesa sia di epoca scaligera che di epoca veneziana che poi di tarda epoca austriaca. Fuori da questa struttura c'era una zona acquitrinosa perché era in qualche modo allagata dall'acqua del fiumicello che proveniva da Montorio e finiva per impaludarsi appunto in quest'area che era spesso utilizzata anche come orti e giardini. Per avere un'idea di come venivano concepiti i bastioni veneziani poligonali, abbiamo un modellino qui che è particolarmente funzionale allo scopo. Innanzitutto le postazioni all'aperto sono queste che vediamo in troniera, cioè abbassate, che permettevano un discreto tiro di artiglieria di fiancheggiamento, ma lasciavano però scoperti i soldati serventi al pezzo. L'ingresso del bastione si appoggia praticamente al muro scaligero tutto merlato. Ai piedi di questi bastioni c'è sempre la presenza di una galleria di contromina costruita sottoterra e circolante intorno a tutto il bastione che permetteva ai soldati di ascoltare se il nemico dall'esterno avesse scavato una galleria per arrivare sotto le mura per praticamente far saltare poi la struttura muraria. Qui ci troviamo nella facciata est di Porta Vescovo, la facciata esterna. La porta veneziana, che è un 1520, viene costruita con un unico fornice che è quello centrale che noi vediamo. I successivi adattamenti sono di epoca austriaca e siamo negli anni 38-40 dell'Ottocento. Quindi guardando la facciata che appare di un'unica mano, in realtà nasconde l'intervento austriaco che ha riproposto le stesse tecniche veneziane e le stesse murature e gli stessi tipi di marmo per decorare la facciata. L'interno invece è completamente di stile austriaco, quello che veniva definito Rundbogenstil, ovvero lo stile dell'arco a tutto sesto, ed è costruita con la tecnica dei corsi di mattoni e corsi di tufo per alternare il rosso mattone con il giallastro caldo della roccia tufacea. Perché Porta del Vescovo? Perché qui si incassavano le gabelle dei dazi di ingresso, quindi c'era un pedaggio da pagare per entrare in città. L'intervento austriaco ha anche proceduto alla costruzione di un corpo di guardia e di una polveriera sui due fianchi della porta, quindi si è allargata di molto la volumetria complessiva della struttura veneziana. La porta è stata recentemente restaurata ed è stata restituita anche nella sua integrità nel tetto, ovvero sia un tetto con tegole e palla centrale a chiudere le capriate del tetto stesso. Fuori dalla porta, cioè sul lato campagna, esisteva un levatoio in epoca veneziana che verrà trasformato in un ponte fisso ad arcate sul fossato.
Ci troviamo nella zona del Parco Giochi di Santa Toscana, dove un tempo era stata costruita la rondella veneziana, siamo tra il 1520, 23, 24, rondella che è poco riconoscibile per gli interventi posteriori fatti dagli austriaci per consolidarla e renderla ammodernata per i tempi delle guerre di indipendenza. Tutte le mura che si vedono sono di epoca austriaca e sono praticamente addossate al bastione veneziano che sale verso collina e che è del 1550 circa. Siamo praticamente sopra il fossato ex Scaligero e il terrapieno è stato colmato naturalmente in epoca molto recente, negli anni 50, per fare il passaggio stradale. La struttura che è alle mie spalle è una rondella austriaca, siamo nel 1839-40 e fa parte delle strutture addossate alle vecchie mura scaligere per la difesa della zona della Biondella e praticamente la zona est-nord-est di Verona. La rondella è stata recentemente riattata, riportata alle sue origini iniziali anche con la costituzione di un tetto in tegole che era presente anche nella struttura austriaca. Le mura che vediamo allungarsi in collina verso le quote di Castel San Felice sono tutte quante mura scaligere pensate e costruite sotto l'architetto Calzaro, e siamo tra il 1321 e il 1324 e viene scavato un fossato spesso in viva roccia, quindi a mano, piccone, badile e cariole, e soprattutto c'è il lavoro poi di ricostruire le mura attraverso i pezzi tirati via nello scavo del fossato stesso. Le torri sono scudate, ovvero hanno solo 3 lati e il quarto lato verso città non esiste. Servivano per gli scaligeri per poter salire rapidamente su ponteggi in legno e controllare la situazione verso l'esterno delle mura. Gli austriaci lavoreranno con un muro di tamponamento che chiude il quarto lato mancante scaligero e le adibiranno a magazzini e depositi di armi ed altro. Quindi la grossa struttura dell'impianto scaligero sarà quella poi che si perpetua nel tempo per arrivare alle mura veneziane e poi ancora alle mura austriache della metà dell'Ottocento. Siamo in collina, nel punto più alto delle fortificazioni, e alle mie spalle quello che vediamo è il muro del forte San Felice o Castel San Felice che dir si voglia. È un castello che concentra circa 8 secoli di storia, perché partiamo dalla fine del 300 e arriviamo praticamente al presente. La prima fabbrica di questo castello è data quando nel 1390-91 Gian Galeazzo Visconti, non sicuro di Castelvecchio e neanche del castello che si è costruito sopra il Teatro Romano, ne costruisce un terzo in questa zona. Era un piccolo fortilizio triangolare e deve il suo nome, San Felice, da una piccola chiesetta che usavano i fedeli per officiare le messe. Le mani poi passano ai veneziani quando nel 1405 Venezia prende in consegna Verona per quasi 4 secoli e va a costruire un grosso complesso fortificato che allarga di molto il precedente fortilizio del Gian Galeazzo Visconti. Per ultimo arriviamo al periodo austriaco, quando vengono costruite serie di difese con cannoni, vengono migliorate le 2 punte, i cosiddetti Ponton Vecchio e Ponton Novo, che sono del 500, tutti e 2 veneziani, e all'interno si dispongono difese per controllare dall'alto la città. All'interno non c'è moltissimo, c'è una polveriera di epoca austriaca, alcune strutture rimaste veneziane e qualche piccola struttura sopravvissuta, diciamo, alle manomissioni dell'epoca addirittura di Gian Galeazzo Visconti. Una di queste, ad esempio, è quel pezzo di muro che è alle mie spalle, che si distacca nettamente dalla struttura del muro austriaco. È un tratto della muraglia di Gian Galeazzo Visconti. Si legge anche una tamponatura austriaca che ha chiuso una porta, cosiddetta porta del soccorso, che avrebbe aperto l'uscita dal castello verso Poiano, attraverso un ponte levatoio che faceva valicare il fossato. Altra cosa interessante
è la struttura a sbalzo che c'è qui alla mia sinistra ed è il cosiddetto Rivellino, postazione casamattata, quindi con cannoni dentro e struttura a prova di cannonate, che permetteva di andare a controllare la parte est delle colline verso Poiano, che è cucito al forte attraverso una galleria anch'essa casamattata che cuce il Rivellino con il forte stesso. Dall'interno della fortificazione si gode una panoramica di Verona a 180 gradi, quindi un punto panoramico di tutto rispetto. Il 25 aprile del 1945 da questa postazione militare, ovviamente italiana, vennero sparate le salve di cannone che festeggiavano la liberazione.